Con Emma D'Aquino seguiamo il vertice che c'è stato oggi a Roma proprio tra il capo della Protezione Civile e le regioni per coordinare i prossimi interventi, i servizi. Quando andranno via? Io l'ho già detto, bisogna che vadano via al più presto perché il clima è particolarmente rigido, adesso siamo in avviso di condizioni meteo. Ovviamente c'è la volontà da parte delle comunità di essere vicino ai propri territori, vivere in tenda adesso non è possibile. Per i terremotati, per la ricostruzione dopo il periodo di emergenza non ci saranno soluzioni preconfezionate. Su questo ha insistito il capo della Protezione Civile all'assemblea plenaria straordinaria dei presidenti dei consigli regionali. A 12 giorni dal sisma una sorta di report tecnico, decidere insieme azioni comuni a favore delle popolazioni e delle zone colpite, questo è l'obiettivo. Forse è la prima emergenza, come dire, degli ultimi anni in cui abbiamo 4 regioni, quindi 4 organizzazioni diverse, 4 modi di intendere le comunità anche un po' differenti l'une dall'altra. Un minuto di silenzio in memoria delle vittime del sisma, così si sono aperti i lavori, poi la decisione di costituire un coordinamento tra le regioni interessate, Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, lavorare insieme dall'emergenza alla ricostruzione alla prevenzione. Vogliamo però essere protagonisti anche della fase successiva, cioè quella quando i riflettori tanti che oggi abbiamo saranno spenti e si dovrà lavorare in termini di legislazione in grado di creare prevenzione prima ancora che arrivare nella fase di emergenza. Vi ricordo che è possibile donare 2 euro inviando un SMS solidale al 45500 fino all'8 ottobre. I fondi saranno trasferiti al Dipartimento della Protezione Civile che provvederà a destinarli alle regioni colpite dal sisma. Ad oggi la raccolta ha superato quota 12.800.000 euro.